Un luogo di grande fascino e autenticità è l'atelier del maestro veneziano Gian Maria Potenza, da poco diventato anche sede della Fondazione Potenza Tamini, che si occuperà di preservare il sapere dell'artista che custodisce un'arte così eclettica e poliedrica. Givenais ha incontrato il maestro 87enne per raccontare la sua carriera, che con grande energia si sviluppa ancora su molteplici fronti. A 10 anni mi sono iscritto all'Istituto d'Arte di Venezia e là a scuola ho avuto la fortuna di essere il prediletto del direttore Giorgio Ventermarini e, e là ho sperimentato tutte le tecniche, dal mosaico alla ceramica, al vetro inciso, alla tessitura, al ferro battuto. E dopo l'ho messe, un po' alla volta l'ho messe in pratica. Poi racconta di quando realizzò le clausole per Papa Paolo VI. Ho trovato un sistema di bruciare il velluto e mi sono messo in testa di fare delle casule. E ho avuto il coraggio del giovane che sono andato a Roma e sono andato in Vaticano e là ho avuto la fortuna di conoscere Monsignor Macchi, che era il segretario particolare di Sua Santità Paolo VI Montini, e là ho mostrato i velluti e lui è rimasto entusiasta e ho incominciato a farne una. E poi gliel'ho regalata a Sua Santità. Da quel momento io ho incominciato a farne tantissime, perché poi il Papa regalava quando faceva le messe con tanti sacerdoti. Io ho fatto i calici sempre per Paolo VI e poi ho incominciato a lavorare anche per altre chiese, fino ad arrivare all'ultimo lavoro che ho fatto per la cattedrale di Cremona, che l'ho finito nel 2022, dove ho lavorato per 2 anni, adeguamento liturgico, che comprendeva l'altare, l'ambone e la cattedra che pesava tutto in bronzo, pesava 300 kg. E parla della rivoluzione portata nella tecnica del mosaico, a cui ha conferito tridimensionalità. Il mosaico veniva sempre attaccato in piatto e io invece l'ho attaccato di costa. Vengono fuori delle, delle sculture in mosaico. Infine racconta che ogni sua creazione nasce dal cuore. Quando lavoro, disegno, faccio, brigo e vengono fuori delle cose perché vengono fuori da di qua, dal cuore.